Bentornati al Salotto delle Storie. Oggi voglio parlare con voi di qualcosa che ha dato vita alla cultura. Beh, non è che vogliamo fare dei discorsi molto difficili, però pensate a tutti i cambiamenti culturali che poi hanno portato alla scrittura o alla composizione di musiche oppure di libri, di film e tutto quello che ha a che fare proprio con la cultura. Pensate già soltanto a Jules Verne quando iniziò a raccontare nei suoi romanzi quale poteva essere poi un futuro per arrivare sulla Luna, con quali mezzi, o come il mondo era cambiato proprio con il giro del mondo in 80 giorni. Però vi siete mai chiesti come la cultura, come l'influenza, il modo di fare e di pensare delle persone abbia portato a seguire determinate strade? Beh, diciamo che grazie a questo Atlante molto particolare della cultura edito da ADD Editore abbiamo un vero e proprio Atlante diviso in 30 tappe dove attraverso schemi e grafici il lettore può attraversare realmente tutti quelli che sono stati i cambiamenti nel mondo. È un po' strano, è molto particolare, perché? Perché se noi pensiamo a tutte le battaglie che sono state portate avanti, per esempio le battaglie per i diritti civili, e lì è stato fondamentale una compagnia di autobus, la Greyhound Autobus, perché riusciva a organizzare i vari tour per le marce della pace, o per esempio Bob Dylan che partecipando proprio a quelle marce scrisse le sue canzoni più belle, e quindi la musica, tutto l'impatto che questa ha avuto nei cambiamenti culturali, come è cambiata. Pensate che oggi in Corea del Sud proprio la musica è ciò che fa guadagnare di più il paese. Come? Avete mai sentito parlare del K-pop? Beh, giovani ragazzi che vengono istruiti appositamente a un determinato stile di vita, a un modo di comportarsi, a un modo di vestirsi, di atteggiarsi, ma soprattutto a un modo di essere grati anche a quella che è stata una colonizzazione precedente, come ad esempio la colonizzazione inglese del Giappone. Già, perché i ragazzi giapponesi e cinesi si basano e si riflettono tantissimo sui giovani cantanti K-pop. Uno dei gruppi più famosi in assoluto sono i BTS. Pensate che il frontman del gruppo fu chiamato nel 2018 proprio all'ONU per raccontare ai ragazzi quali fossero i modi per diventare delle persone non tanto famose, ma delle persone affermate che seguissero le loro passioni, la loro voglia di cambiamento proprio con l'impegno e con lo studio costante. Un altro testo scritto da Ivan Kanu, Breve storia del K-pop, racconta proprio come anche la cultura storica del paese, quindi anche le figure mitologiche, come ad esempio la figura della tigre bianca, viene ripresa nei testi delle canzoni, ma anche e soprattutto nei video. C'è un video dei BTS, Dynamite se non mi ricordo male, dove proprio uno dei protagonisti, uno dei cantanti si trova di fronte a questa tigre bianca con la quale si confronta. Ecco quindi che tutta la cultura che viene poi trasmessa ai giovani cambia completamente. Sapete però benissimo che tra la Corea del Sud e la Corea del Nord non scorre buon sangue. Beh, i BTS sono riusciti anche a far cambiare idea a uno dei dittatori più temuti in assoluto, proprio il presidente della Corea del Nord, e questo ha dato il permesso di creare, dar vita a un gruppo K-pop proprio dalla Corea del Nord, basandosi soprattutto su quelle che sono le caratteristiche dei giovani sudcoreani. Ma questo ha influito tantissimo anche il cinema, ma non soltanto la Corea del Nord. Immaginatevi quando il presidente Bolsonaro è diventato, appunto, ha preso la carica da presidente. La prima cosa che fece, sapete quale fu? Abolire immediatamente il Ministero della Cultura, perché in realtà è tramite la cultura che si fa politica, ed è una cosa che, se ci pensate, ogni giorno è sempre più forte. Pensate addirittura anche come attraverso la cultura sportiva nel 1994 un grande uomo come Nelson Mandela riuscì a fondare e dar vita alla Nazione Arcobaleno, un progetto che portò avanti e cullò per tanti anni durante la sua carcerazione, quindi durante
lo sconto della sua pena nel carcere di Robben Island e poi di Portland. Beh, lui riuscì addirittura a creare, attraverso proprio la cultura del calcio, un ponte tra detenuti e secondini, riuscì a trovare il punto di forza tra le persone che appunto erano costrette a stare in carcere, chi da detenuto, chi da lavoratore, per poi trovare i propri, le proprie passioni e renderle una unica passione. Grazie a questo e grazie soprattutto alla lingua che lui imparò in carcere, cioè l'afrikaner, la lingua dei coloni, lui riuscì addirittura a rimettere in piedi quella che era la scuola di rugby del tempo del Sudafrica, di Springboks. E questo perché? Perché lui riuscì ad arrivare dritto al cuore delle persone, passando proprio per una condizione culturale legata allo sport che non soltanto portò la squadra a gareggiare, ma soprattutto in Sudafrica a ospitare quelli che furono i mondiali di rugby nel 95, ma soprattutto riuscì a far arrivare e far studiare anche il vero significato delle parole di un inno nazionale che per tanto tempo era stato messo da parte in quanto considerato una lingua, insomma, le varie lingue dei vari popoli sudafricani, delle lingue minoritarie, quindi anche di poca importanza rispetto all'afrikaner dei coloni. Beh, lui riuscì anche attraverso delle visite guidate nei carceri di Robben Island e negli altri dove lui poi fu carcerato ad arrivare dritto al cuore di questi sportivi, facendoli anche passare un po' dall'altra parte, ma soprattutto attraverso la musica e il canto di inno nazionale far capire quanto si poteva essere dittatori e quanto invece si poteva essere cittadini liberi. Ecco, questo è stato il potere, è il potere che si riesce a costruire attraverso la cultura. E non è soltanto il fatto di guardare una serie TV che magari possiamo guardare su tutte le piattaforme con i sottotitoli per ascoltare l'audio originale, ma pensate anche quanto, sempre se riprendiamo l'esempio della Corea, quanto la Corea del Sud si stia affermando anche sulle piattaforme, oppure quanto anche delle storie per lo più lasciate da parte perché non considerate tanto motivanti o di fondamentale importanza per un cambiamento forte a livello culturale siano poi state invece riscoperte successivamente. Pensate che a un certo punto la stessa fabbrica del cinema, cioè Hollywood, arrivò a una grande rottura. No, non parlo del maccartismo, quando molti autori e sceneggiatori furono cacciati dalla fabbrica del cinema perché magari cercavano di far passare alcune idee legate al lavoro degli operatori del settore, quindi un riconoscimento maggiore dei diritti, un riconoscimento maggiore anche del lavoro svolto, e quindi questo costò tantissimo, soprattutto allo sceneggiatore di Vacanze Romane che fu proprio esiliato. Lui dovette firmare la sceneggiatura sotto un altro nome, così come per la sceneggiatura di Ben-Hur, e quando vinse l'Oscar non si poté presentare perché era stato proprio cacciato dagli studi televisivi, dagli studi cinematografici. Però c'è da dire questo, che ancora oggi Hollywood è diviso in due. Perché? Perché c'è proprio un mercato cinematografico che spinge sul racconto e sul far leva dei diritti del mondo omosessuale, transgender e LGBTQ+. Ecco, allora, questo è un modo per fare cultura, ma anche qui c'è una grossa scissione. Ci sono degli attori, degli sceneggiatori che raccontano quel tipo di storie e vengono un po' relegati nelle loro stanze, così come invece c'è un altro tipo di cinema che invece continua ad andare avanti tranquillamente in quelle che poi è il mondo cinematografico o nelle sale appunto che ospitano noi osservatori e noi fruttori di film, di vari film. Però quanto ad esempio un film come 20 battiti al secondo è riuscito a raccontare quella che è una lotta continua e costante per l'affermazione e per il diritto alla sanità e alla salute quando si parla di malattie sessualmente trasmettibili. Ecco, queste sembrano delle cose che sono
scontate in qualche modo, però in realtà c'è tutto un sottobosco culturale che è in continuo e costante fermento. Pensate che so anche a come la musica che è stata anche testimone, no, di quelle che sono state le schiavitù, di quelle che sono state le mancanze dei diritti, poi in realtà abbiano fomentato la richiesta di un cambiamento, abbiano anche cullato e ispirato quelle che sono poi state anche le primavere arabe. Oppure quando magari voi vi preparate la vostra borsa e andate a fare yoga per rilassarvi un po'. Ecco, vi siete mai chiesti che cosa ci sia realmente dietro quella pratica che voi magari fate una volta alla settimana o più volte? È soltanto un modo per tenersi in forma, è soltanto un modo per perdere peso, che cosa c'è realmente dietro? Ecco, questa è una delle 30 tappe che viene raccontato all'interno di questo grande Atlante della cultura. Ecco, io vi invito a leggerlo, a sbirciare e curiosare un po' e vedere come veramente il minimo, la minima anche canzone che passa in radio o la serie TV alla quale vi appassionate, in realtà ha dietro una grandissima storia. Pensate anche alle censure, pensate a come un canto popolare, come può essere per esempio Bella Ciao, sia diventato in pochissimo tempo un canto di rivolta e di protesta, utilizzato soprattutto in Turchia e in tutta la zona dell'Asia, ma non solo. Ecco, anche la forza che le persone possono trarre insomma, da canti del genere, o come l'arte contemporanea sia censurata perché è un modo di portare un mondo che non si può vedere dall'altra parte del muro. E qua sì, faccio una citazione da quello che è stata la grande divisione del mondo in due parti, proprio fatta dal muro di Berlino. Voi immaginatevi com'era, come potrebbe essere stato vivere in quel periodo dove la musica, dove i vinili non erano concessi e le canzoni venivano incise su quelle che erano vecchie lastre raccolte e recuperate negli ospedali ormai abbandonati. Ecco, questa lo stesso è un'altra tappa e io vi invito a fare questo viaggio, non in 80 giorni, ma in 30 tappe e scoprire che cosa la cultura ci nasconde oppure tutto ciò che ha da offrirci.